4 diocesi, quelle di Treviso, Vittorio Veneto, Venezia e Concordia Pordenone, 4 vescovi che prendono posizione e fanno appello a tutte le istituzioni perché i lavori della terza corsia sull'autostrada A4 si completino il prima possibile, ma che denunciano anche come la vita vada tutelata anche attraverso la sicurezza delle infrastrutture e la responsabilità alla guida. Da troppo tempo si ripetono tragici incidenti sul tratto autostradale della 4 Venezia-Trieste, in particolar modo nella tratta che va da Mestre a Portogruaro e che insiste sul territorio delle nostre diocesi. Scrivono: sono troppe le persone che proprio in questo tratto autostradale hanno perso la vita. Sono troppi quanti hanno riportato gravi danni con conseguenze invalidanti per sempre. Queste laceranti ferite, continua il comunicato congiunto, toccano sul vivo le persone direttamente coinvolte, ma anche le rispettive famiglie appartenenti non solo alle nostre comunità, ma anche a comunità di altre province e regioni. Con questo messaggio, continuano i vescovi, vorremmo esprimere innanzitutto la nostra vicinanza umana e spirituale a tutte le persone che sono nella sofferenza a causa di questa lunga sequela di incidenti e in particolare ai familiari delle vittime e a quanti sono rimasti invalidi in seguito agli incidenti stradali che li hanno visti coinvolti. Al tempo stesso, continuano, vorremmo ribadire il valore della vita, quella di ogni persona, che va sempre custodita e protetta, perché la vita non ha prezzo. A chi si mette al volante di un'auto e di un camion, continuano, è affidata la responsabilità della cura e della custodia della propria e dell'altrui vita. Molto concretamente ciò significa avere grande attenzione al modo di condurre il proprio veicolo per non essere fonte di pericolo a se stessi o ad altri. Un profondo senso di gratitudine va rivolto a quanti, forze dell'ordine, sanitari, volontari, singoli cittadini, si impegnano lungo le nostre strade per custodire la vita altrui e con un generoso gesto di carità accorrano a prestare soccorsi e conforto. La vita, conclude il documento, deve essere custodita grazie a infrastrutture adeguate che permettano a quanti vi transitano di poterlo fare in sicurezza. Da parte delle istituzioni e degli enti preposti, pertanto, deve essere fatto tutto il possibile perché la sicurezza delle nostre autostrade e delle nostre strade sia garantita da infrastrutture adeguate. Siamo al corrente del fatto che è in fase avanzata la realizzazione di progetti per una viabilità più sicura nel tratto autostradale citato. Riteniamo opportuno, tuttavia, raccomandare ancora una volta l'urgenza dell'ultimazione dei lavori per il bene dell'intera collettività. Le firme sono quelle di Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia Pordenone, Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto e Michele Tomasi, vescovo di Treviso.